Nel nostro territorio abbiamo 3 centri diurni che sono dislocati in 3 zone geografiche diverse e che sono differenziati volutamente per il tipo di beneficiari che andiamo ad accogliere. Abbiamo il centro diurno di Aviano che è destinato a persone con demenza medio-alta, centro diurno di Polcenigo e di Brugnera che accolgono persone con un grado di autonomia e di autosufficienza un pochettino più forte. Per accedere ai nostri centri diurni è importante rivolgersi al servizio sociale. Normalmente le famiglie che si rivolgono a noi portano una fatica di medio-lungo periodo legata all'assistenza di un proprio caro che ha perso per eventi non previsti la propria autonomia. A noi sta a cogliere il loro bisogno e andare a condividere nel rispetto della loro situazione e dei loro tempi soprattutto quello che potrebbe essere un progetto di aiuto per la persona stessa e di sollievo per i familiari che sono coinvolti. Ci vengo perché mi trovo bene. Io gioco con Antonietta, di solito, per cercare di aiutarla a fare i suoi puzzle. Si sta in compagnia, si cerca di parlare, di trovarsi bene e poter passare il tempo, insomma. Abbiamo deciso di rivolgerci al servizio diurno quando ci è stato consigliato dall'assistente sociale, dato che mia mamma soffriva da alcuni anni di depressione che non si riusciva a curare con dei farmaci. E quindi si è deciso che la soluzione migliore era il centro diurno anche per reintegrare mia mamma nella socialità. Quando veniamo qui facciamo colazione, dopo un po' ci sediamo nell'altra stanza, facciamo il rebus oppure alla lavagna che ci mettono le parole da indovinare, poi chiacchieriamo, parliamo tra di noi anche. A mia mamma piacciono tantissimo alcuni giochi di logica che fanno e dei lavoretti per abbellire il centro diurno nelle varie stagioni, cose anche manuali che lei aveva messo da parte, l'uso della manualità che lei aveva messo da parte da tempo. Lavoro al centro diurno da un sacco di anni, dal 2007. Faccio tante cose, mi sento di essere un operatore multitasking che fa tantissime cose, dall'assistenza, dalle cose più primarie, aiuto nell'idratazione, aiuto nell'alimentazione, aiuto nell'uso del bagno, all'accoglienza, alla coccola, all'accompagnamento, all'attività e per finire anche all'accompagnamento poi nel congedo. Nel momento in cui una famiglia accede al servizio, noi entriamo a conoscenza con un mondo personale che è assolutamente specifico e che è diverso per ogni caso che conosciamo. Siamo noi che dobbiamo entrare, dobbiamo trovare le strategie per entrare in punta di piedi nella loro situazione. Quindi noi andiamo a condividere l'avvio di un percorso di conoscenza a domicilio, perché a casa riusciamo a conoscere la persona per quella che è e quindi vogliamo attingere a quella che è la storia della persona, conoscere le caratteristiche del suo percorso di vita, perché sono tutti elementi che poi quando la persona verrà accolta al centro danno la possibilità agli operatori di far sentire la persona già accolta, perché noi conosciamo già delle parti della sua storia. Dopodiché andiamo a cucire un percorso con loro in modo tale da permettere alla persona e ai suoi familiari di adattarsi un po' alla volta finché riusciamo a capire dal suo benestare che siamo riusciti a farlo sentire bene accolto al centro. Il servizio ha aiutato particolarmente mia mamma, dato che non le ha tolto il suo ambiente dove vive con mio papà, però nel frattempo ha delle giornate in cui è fuori casa con altre persone della sua età e con delle operatrici che guidano delle attività e che fanno passare il tempo a mia mamma in allegria e così si sente molto più serena e attiva. Sono insieme agli altri, non sono da sola. Invece a casa sono da sola e diventa una cosa un po' troppo qualche volta. E allora si cerca di andare dove si sta meglio. Potrei raccontarvi di una signora
che frequenta, che sta frequentando, che è arrivata qui, che era molto confusa, disorientata, non riusciva a mettere insieme nessun ricordo, era di un'agitazione incredibile, lavorando piano piano in equipe con tutte le figure professionali, coinvolgendo i familiari. Siamo arrivati ultimamente che questa signora è molto più serena, è molto più tranquilla. Tra le situazioni che mi hanno colpito particolarmente ci sono quelle in cui come servizio nel tempo siamo riusciti ad affiancarci alle famiglie che hanno richiesto aiuto e ad accompagnarle con un grado di soddisfazione graduale rispetto al percorso che abbiamo condiviso insieme. Famiglie che all'inizio hanno fatto fatica ad accettare la malattia, la perdita di autonomia e anche ad accettare di delegare l'assistenza del proprio caro a degli estranei e che hanno avuto bisogno di un tempo per elaborare questo percorso, ma che si sono affidate a noi e nell'affidamento a noi ci hanno reso parte del loro percorso nel bene e nel male, sia negli aspetti positivi del sollievo che siamo riusciti a garantire, sia anche nelle difficoltà che ci sono stati nei momenti critici. C'è stata condivisione e questo ha regalato, ha dato sia a noi che a loro delle emozioni, insomma, rispetto alla cura del loro caro. Le cose che mi colpiscono particolarmente nelle mie ore di lavoro sono tantissime, anche perché qui ogni giorno arrivano persone con disturbi cognitivi di diverso grado. Questa malattia, come ben si sa, ha un'evoluzione che può essere lenta ma può essere anche veloce. Entrando nello specifico potrei raccontare che magari fino ad oggi una signora è riuscita ad idratarsi in modo autonomo e da oggi magari non riesce più a ricordare che il bicchiere serve per bere. È servito fino a quel momento per bere e il giorno che mi approccio a lei gli dico bevi, ma lei non si ricorda più, o fino a quel giorno è riuscita a usare in modo corretto le posate e le sapeva usare e quel giorno non si ricorda più e quindi le posate rimangono lì e incomincia a mangiare con le dita. E quindi questo vuol dire che in lei è successo qualcosa, che la malattia ha avuto un avanzamento. O ci sono anche dei momenti in cui la malattia ha degli avanzamenti, poi ha delle regressioni, il giorno dopo si ricorda come usare la forchetta e come usare il bicchiere. E quindi sono molteplici le sfaccettature che vediamo in questo posto. Mia mamma, quando è entrata al centro diurno, abbiamo visto immediatamente dei benefici, dove finalmente la depressione è passata, è guarita, e anche in famiglia stiamo molto più tranquilli perché in un ambiente protetto. Mi sono sempre sentita curata, guardata, aiutata se ho bisogno di qualcosa. Non lasciata là così, proprio fanno quello che possono, d'accordo, perché non si può pretendere troppo, però danno una mano e aiutano. Consiglio questo servizio ad altre persone. Anzi, ho già consigliato questo servizio ad amici che avevano i genitori in difficoltà. Per me serve non qua proprio, perché se non stesse bene neanche non veniria sempre qua. Qua non mi manca niente a noi. La differenza la fa il gruppo, non sono io sola che faccio la differenza, ma bensì tutto il gruppo lavorativo che una volta alla settimana si trova in equipe e pensa strategie, accoglienza, motivazione per far sì che questo lavoro, insomma, che questo far stare qui le persone diventi anche un benessere, soprattutto, una capacità di ritrovare anche piccole cose che aveva dimenticato. Mi piace la compagnia, come ti coccolano, perché io prima di venire qua volevo solo morire. Dopo che vengo qua sono contenta e mi sollevano proprio l'animo.
e non vedo l'ora di venire qua. Qua ho trovato una casa che mi aiuta a tornare a vivere. Ecco.